Un aeroporto con tutti i numeri in regola per decollare. Questa è la conclusione emersa dal convegno organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica Marca Treviso e da Confcommercio sul ruolo e sulle prospettive di sviluppo dell'aeroporto trevigiano Antonio Canova. Un ruolo la cui importanza sotto il profilo economico e sociale per il territorio è documentata dai numeri di un'indagine presentata in occasione del convegno. L'aeroporto oggi genera un fatturato complessivo diretto, indiretto e indotto di oltre 200 milioni di euro e contribuisce a creare oltre 2000 posti di lavoro. Il 50% dei viaggiatori ha meno di 35 anni e quindi questo genera una grande opportunità per i giovani per avere scambi culturali, visite di istruzione e quant'altro. Il cittadino e l'ospite in generale oggi sempre più utilizza il volo low cost soprattutto su alcune distanze, per cui oggi con gli stessi soldi di una decina d'anni fa tu riesci a fare il quadruplo dei viaggi di prima in sostanza, per cui questo è molto importante perché questo genera una rendita che poi viene spesa sul territorio. Con le sue 73 destinazioni, gli oltre 2 milioni di passeggeri e quasi 20.000 voli annui, lo scalo trevigiano si piazza oggi al quarto posto nel sistema aeroportuale del Nord-Est ed al 19° tra i 38 aeroporti italiani. Io credo che in questo sistema aeroportuale del Nord-Est, un sistema che si sta dimostrando molto forte, molto importante, di grandi prospettive, sono convinto che anche Treviso possa avere il suo ruolo, assicurando quelle esigenze di mobilità degli abitanti di Treviso e quelle possibilità di sviluppo in termini di turismo che un aeroporto assicura. Proprio il turismo della marca trevigiana è stato il primo beneficiario in questi anni della presenza dell'aeroporto Canova, il cui sviluppo viene oggi invocato da tutto il tessuto economico del territorio. Canova è un'economia importante per Treviso, non solo sotto l'aspetto turistico, più 4,6 anche quest'anno e sia in arrivi che presenze, 213 milioni di euro di indotto economico. Come possiamo pensare a non valorizzare una stazione aeroportuale come Canova? L'aeroporto c'è, è una realtà e si possono portare aggiustamenti. Pensare di cancellarlo, spostarlo, misconoscerlo, credo sarebbe sul piano strategico un errore rilevantissimo. E se per incentivare le presenze nel territorio, che oggi occupano appena il 30% dei posti letti disponibili, un turismo diverso si può pensare, una Treviso senza aeroporto Canova invece davvero non si può immaginare. Ci manca un 70% di presenze di posti letto annuali e su questi l'aeroporto è un modo per andarseli a trovare. Creare all'interno non solo la vendita della camera del posto letto, ma soddisfazione, sensazioni da rivendere e da gestire poi il turista del futuro, che vuole arrivare in un territorio non più perché è bello, ma perché cosa c'è da fare e che cosa gli diamo da fare.